Cannoli di prosciutto di Praga con rafano fresco. Preparazione semplice, però sempre di effetto, una combinazione di ingredienti interessanti, quali un prosciutto affumicato, il rafano e la senape, che sono un po' ingredienti caratteristici del nord Italia. Prendiamo del mascarpone, lo condiamo con del rafano fresco appena grattugiato, un pizzico di sale, mescoliamo bene, mettiamo il tutto in un sacchetto e formiamo dei cilindri sottili sopra le fettine di prosciutto di Praga. Arrotoliamo formando dei cilindri che poi andremo a lineare a 3 a 3. A questo punto li mettiamo in abbattitore in negativo e li facciamo rapprendere leggermente. Tagliamo del pane integrale in rettangoli di circa 3 cm di lato e li facciamo tostare leggermente in forno. Spalmiamo leggermente del mascarpone che abbiamo aromatizzato con il rafano sopra il pane. Posizioniamo i 3 involtini di prosciutto facendo una leggera pressione e con il coltello tagliamo dei tranci regolari di 2 cm. Guarniamo al centro con uno spuntone di mascarpone, ci metteremo dei germogli di rafano fresco e condiremo il tutto con un filo di senape.